è una questione anche politica. Io non so se c'è qualcuno in questa stanza che ha letto questo libro. Sì, va bene, Saccoccio l'ha letto. Allora, è un libro in cui un medico, è molto interessante, sa un sacco di roba di archeologia, usa l'archeologia per fare il mito e la storia delle origini, l'alba, sì, dei Veneti. Quindi questa storia di Frattesina non è solo una questione per noi di cocci e di bronzi e di commerci e di attori strani dell'Oriente. È anche qualcosa che è importante per le persone che ci circondano, per i rodigini, per i veneti tutti. E penso che noi dobbiamo essere abbastanza consapevoli di questo fatto. Io lo trovo molto interessante, lo trovo molto stimolante questo nesso politico e con questo finisco di rubarvi tempo perché avete qualcuno di più interessante da sentire. Grazie.